Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ma buongiorno, benvenuti. Questa è naturalmente la nostra puntata nuovissima, quella di Made in Polesine. Come va? Tutto bene? Sì? Mi ricordi tanto Albano. Albano? Sì, perché? Sai che diceva tutto ok, tutto ok. Tutto bene. Buongiorno ascoltatori da Davide Milan e Leandro Maggi. Buongiorno a tutti e eccoli qua. Buongiorno, che piacere, sempre qua. Come va? Tutto bene? Trascorso bene la settimana? Tutto bene, sì, tutto bene. Sì, dai, bene. Allora, entriamo subito nel vivo della nostra puntata. Ringraziamo comunque i nostri amici che ci trasmettono, quindi Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. I nostri media partner. Media partner, va bene. Allora, detto questo, i titoli di oggi. Allora, primo, Nutriamen, mattatore. Al Festival del Cinema. Mi ero dimenticato io a dirtelo nel titolo. Al Festival del Cinema di Venezia, quindi lì dietro casa. Vabbè, dai. Bravi. E poi scavi a San Basilio. Cimice asiatica, calamità settore ortofrutticolo. E questo è un bel problema. Questo è un bel problema grosso. E poi inizia la scuola, insomma, iniziata qualche giorno fa. Ieri. No, Ieri, sì, quindi poi siamo veramente all'inizio dell'anno scolastico. Secondo te è tutto pronto? Sì, tutto a posto. Secondo te? Ma mancherà qualche prof, vedrai. No, ma con un sacco di cose, ma dopo ne parliamo. E poi Laura Negri in Cina. E questa qua è una giovanissima che appunto celebriamo perché è in Cina a rappresentarci. Bene. Questi sono i titoli di oggi che andremo ad affrontare all'interno di Made in Polesine. Noi torniamo tra pochissimo per iniziare. Il nostro primo titolo di oggi, quello che apre di fatto la puntata di Made in Polesine, parliamo di questo nostro personaggio, insomma, che è nato quasi per caso qualche anno fa con le prime apparizioni cinematografiche a livello proprio amatoriale, però insomma la cosa sta prendendo veramente molto bene. Parliamo di Nutriamen. Cos'è Nutriamen? Per chi non lo sapesse, è una produzione. Lo sanno tutti, dai. Se qualcuno non lo sa, diciamolo come diceva il noto politico, esatto, sì. Che non mi ricordo più come si chiama, la russa, diciamolo. Allora, posso dire la mia? Dai, diciamolo. Dillo tu. No, tu c'hai anche il pizzetto come lui, e sei mefistofelico come la russa. Per quello, insomma. E poi i russi anche, vabbè, questo. Allora, chi è Nutriamen? È il supereroe del basso Polesine, perché prendendo spunto da il famoso come si chiama quello americano, ma c'è Spider-Man, non mi veniva. Spider-Man era stato appunto morso, quello che era dal ragno, lui da una nutria è diventato Nutriamen con i superpoteri. È una saga, ormai mi sembra il terzo o quarto film, e quindi hanno presentato alla mostra del cinema, hanno portato appunto il supereroe nel padiglione del Veneto e presentando i primi 20 minuti di Nutriamen Return, che sarà in uscita il 2020. Bravi. Bravissimi. Perché? Primo perché è impegnativo trovare A, gli attori, B, le location, C, trovare anche il tempo per farlo, perché è tutto amatoriale, è tutto autoprodotto, quindi non ci sono qualche sponsor sicuramente, ma non ci sono i grossi contributi che danno per girato in dialetto polesano basso, nel senso che il nostro dialetto si parla solo a Portovino, Taglio di Po e Portotolle. Fuori da qua ci vogliono i sottotitoli e quindi molto bravi. Celebriamo tutti, ma uno per tutti, il regista che è Michele Pezzolato, che tra l'altro dopo avremo qua, che gli faremo un'intervista a parte. Bene. E io ti invito, se vuoi venire con noi a intervistarlo. Vabbè, vedo, dopo se non ho... Che se non hai grossi impegni, che tu sei iper impegnato, l'editore, se non c'è mica detto da fare. Vogliamo continuare, dai. No, comunque veramente ricordiamo che nasce nel 1995 Tian Pictures, dal nome
si capisce che nasce a Taglio di Po. Proprio casualmente, Sì, però tanti attori, tanti collaboratori sono anche di Portoviro, quindi chapeau a tutti i ragazzi che collaborano, gli amici di Michele Pezzolato e tutti gli attori, attrici, eccetera, eccetera, eccetera. Chapeau, il nostro eroe preferito, molto più che di Spider-Man, che prima non mi veniva, molto più di Superman, è quello che mangia le zuppe. Nutriamen. Bravi gli amici di Titan Pictures. Va bene, complimenti ancora ai nostri amici per questo nuova fatica, ecco, si dice così, questa nuova fatica. Dimenticavo, domenica 29 settembre, in prossimità dell'Argine del Po, saranno girate delle scene con chi vuole partecipare a fare la comparsa. Ci sarà qualcuno. Noi ci saremo, sia Radio Diva che Made in Polesine, noi ci siamo. Va bene. Bene, allora, concluso questo primo step, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E allora possiamo andare? Vai. Siamo pronti a ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso, secondo titolo che andiamo ad affrontare, parliamo di scavi a San Basilio. Scavi, perché allora, parliamo di questi scavi? Che dire, innanzitutto, dov'è San Basilio? San Basilio è una frazione di Ariano nel Polesine, dove c'è una famosa chiesa che si dice di epoca romana, ma comunque hanno fatto degli scavi che risalgono più o meno al secondo/terzo secolo d.C. Perché a San Basilio c'era la linea di costa ed era una stazione di riposo, diciamo un autogrill del periodo. Ce n'era una a Spina e una appunto a San Basilio, e hanno deciso, la Regione Veneto in collaborazione con la Fondazione Cariparo e poi con il Museo Archeologico Nazionale di Adria, eccetera, di fare altri scavi perché hanno trovato altri reperti importanti. Ricordando che San Basilio è l'unico sito dove ci sono degli scavi aperti, dove si possono visitare di tutto il Polesine, è uno dei pochi anche del Veneto, quindi chapeau. Ci fa piacere parlare di questo perché io ho partecipato alla conferenza stampa di mercoledì 11, dove si parlava di questa tradizione secolare. Si è parlato che per esempio nel III secolo d.C., scusate, Adria era più importante di Venezia, forse Venezia non c'era neanche, comunque il fatto che Adria abbia dato il nome all'Adriatico vuol dire che era molto importante. Certo. E con la caduta dell'impero romano Adria ha resistito un altro secolo, diventando poi un punto di riferimento, perché c'erano lo scambio sia delle granaglie, ma soprattutto nella via del... quante ne so? Ma si vede che hai fatto i compiti. Perché ho appena ascoltato la conferenza stampa. Poi c'era la via dell'Ambra, dove Adria era il punto di smistamento tra l'Ambra che veniva dal nord Europa e le popolazioni del Mediterraneo, in particolar modo greci e turchi, che venivano ad Adria a comprare. Quindi, primo, ho capito perché ad Adria se la tirano. Vabbè. E c'ha ragione, Poi, seconda battuta, che anche noi abbiamo più di storie, siccome siamo almeno un pochino nel nostro immaginario, la nostra storia comincia 400 anni fa con il taglio di Portoviro, però c'erano degli insediamenti importanti. Adria abbiamo citato, San Basilio stesso e Loreo, altro punto importante. Storica, quindi sì. Anche noi abbiamo la nostra storia, capito Padovani? Capito, quindi Vabbè, ricordiamo che pensavo avessi finito invece. No, ricordiamo che tra le altre cose ci sarà si potrà partecipare agli scavi, perché praticamente alcune scolaresche, quando cominceranno gli scavi a ottobre, potranno partecipare naturalmente su invito della sovrintendenza, penso del Museo Archeologico Nazionale di Adria, eccetera eccetera. Bella iniziativa, una cosa importante da sapere, da scoprire, e molto spesso non siamo consapevoli che abbiamo anche noi una storia importante, come diceva Eros Ramazzotti. Una storia importante. Oggi sei particolarmente sabatiano, perché mi ricordi Gesù Sabani. Addirittura, dai. Prima la russa. Adesso sono un misto mare quest'oggi. Vabbè. Dai. Allora, brevissima pausa, torniamo tra poco.
E allora bentornati, questo è Made in Polesine su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Io, Davide Stefanelli, lui, Leandro Maggi. Adesso altro titolo molto, molto importante. Beh, è un po' questo qua un problema. Parliamo della cimice asiatica, che è stata considerata ormai una calamità del settore ortofrutticolo. Perché? Allora, la globalizzazione, oltre che darci tante noie dal punto di vista economico, fatto sta che forse qualche cimice è salita in qualche container ed è arrivata qua da noi. Non abbiamo antagonisti, nel senso che non ci sono animali che le possono sconfiggere, perché è una cosa appunto asiatica, lo dice il nome stesso, e sta mettendo in crisi un settore ortofrutticolo che, non dimentichiamo, che in Veneto comporta 20.000 posti di lavoro. La Regione Veneto non è poco. ha chiesto, anzi la Coldiretto ha chiesto lo stato di calamità. Che dire? Allora, fa parte di questo scotto della globalizzazione. Importiamo malattie che magari erano debellate, tipo la tubercolosi, perché purtroppo c'è gente che arriva da paesi dove la malattia è ancora esistente, ma adesso si aggiungono anche pesci che da noi non c'erano mai stati, addirittura tropicali, perché magari col cambiamento del tempo eccetera stanno arrivando anche in Adriatico, e si aggiunge anche questa cimice qua che effettivamente sta mettendo in difficoltà il tutto. La proposta qual è? Di inserire un'ape asiatica killer. Che adesso sarebbe il contrasto per questa cimice. Potrebbe essere. Però leggevo che non c'è la certezza che poi dopo riusciamo a debellare l'ape. Dall'ape poi chiameremo ci sarà qualcosa un serpente che sarà quello che mangia le api e così via. E così via. Forse in mezzo chi ci rimetterà siamo noi poveri cristi. Sempre noi. Noi. Allora, che dire, da una parte c'è, faccio un link dall'altra parte. Allora, si parla tanto di agricoltura bio, però riusciamo a fare un'agricoltura bio con tutti questi come si dice, inserimenti di cose esterne aliene che non ci appartengono, quindi possiamo evitare di mettere anticrittogamici, altri fitofarmaci eccetera, se dopo non riusciamo a sconfiggere la cimice asiatica. Chi siamo noi? Questo è un bel punto di domanda, un bel interrogativo. Però, siccome che nel politicamente corretto sembra che qualsiasi roba bio sia perfetta, forse magari c'è da rivedere un pochino anche dei parametri. E invece niente è vero sta cosa. Esatto. C'è molto da discutere. Sì. Tra l'altro il bio puro al 100% non esiste, perché altrimenti non ci sarebbero culture, e quindi anche qua vorremmo saperne un po' di più e superare un pochino il luogo comune che bio è bello e invece con la chimica fa schifo, eccetera eccetera eccetera. Chi siamo noi? Però insomma era giusto dirlo. Era giusto dirlo. Il fatto sta che se qualcuno ha una cura contro la cimice asiatica, che tra l'altro pizzica, cioè oltre che essere spuzzolente come le nostre, in più pizzica. Questa qua fa anche le punture. È un optional che vabbè, dai. Allora, concluso questo ulteriore un suggerimento ai cinesi, le vostre cimici tenetele a casa vostra, che noi ne abbiamo già abbastanza delle nostre che fanno anche puzza le nostre. Ecco, sì. Anche le vostre, però in più pizzicano, quindi ti racconto un aneddoto. Non le vogliamo. Sai che mio amico la settimana scorsa è andato in un ristorante, ha mangiato le mezze penne e dentro una mezza penna c'era una cimice. Una cimice nella mezza penna. Cotta, ben cotta. Per poco muore. Vabbè, questa è un'altra storia. Dopo questa delizia culinaria ci fermiamo. Brevissima pausa, torniamo per continuare Made in Polesine. Ma che bello, perché quando si iniziano le scuole, noi che adesso non facciamo più parte di questa, per noi è una cosa bella, no? Invece per gli alunni, coloro che hanno iniziato proprio ieri questa avventura, insomma, un po' meno, però insomma dai, iniziano le scuole, allora cosa dire? I soliti problemi che abbiamo già citato. Intanto cominciamo con una nota positiva, perché la provincia ha regalato... C'è una nota positiva? Sì, perché la provincia di Rovigo ha regalato 6.000 diari. Ai ragazzi, non so se sono elementari, medie o tutte e due, questo onestamente non lo so, però è una bella iniziativa. Un'altra iniziativa che stanno un po' meno contenti i centri commerciali e le cartolerie, però insomma, dai. Però ecco, cattiva notizia che i libri costano sempre di più e incidono sempre di più nell'economia di una famiglia. Domanda: ma perché non si fanno dei libri
che durano una vita, che se li possono passare magari da... Troppo bello, eh? È vero. Ogni Questa anno qua è una... massimo 2 e i libri devono essere cambiati perché cambiano i testi, vengono dette alcune cose, volutamente naturalmente, perché non possono essere più utilizzati e quindi si devono ricomprare praticamente tutti questi libri. È in difficoltà per una famiglia, perché uno ha 2 figli, gli costa minimo 600 euro la multa di due classi. E questo è un altro problema. Poi c'è un altro problema grosso che è il problema vaccini, perché iniziano le scuole appunto e 7.000 bambini sono completamente inadempienti sul fronte vaccini. Diciamo i numeri perfetti riportando un articolo del Gazzettino di ieri, mi sembra, sì. Sono 6.783, di cui 3.113 i bambini che appunto sono inadempienti nel fronte vaccini, 3.113 in età da asilo nido e 3.670 nella fascia 3-6 anni della scuola dell'infanzia. Quindi non potranno accedere ai servizi perché non sono stati sottoposti a nemmeno uno dei 10 vaccini previsti dalla cosiddetta legge Lorenzin. Padova e Treviso le province più inadempienti, però anche Rovigo se la cava. Che dire? Allora, innanzitutto rispettiamo chi secondo lui non è giusto vaccinare. Secondo me sarebbe giusto farlo. Però, anche secondo me. Però questa qua è, fin quando c'è la patria potestà, che una famiglia può decidere fino a un bambino fino a un figlio che è minorenne, ben venga. Però dopo c'è da stabilire che la legge vieta chi non è vaccinato di andare a scuola. È cosa buona e giusta? Non si sa, però le leggi da che mondo è mondo o le rispetti o non le rispetti. Dopo c'è sempre il solito limite, diciamo, che è anche molto sottile, se vogliamo, tra la salute vera e propria, quindi vaccinarsi per motivi di salute, per non avere malattie, o seppure questo può essere interpretato come un business. Perché anche qua lo sai, come il vaccino influenzale invernale che tra poco sarà disponibile, molti non lo fanno neanche perché appunto non fa niente. Fondamentalmente è solamente un business, quindi un giro di soldi, se vogliamo. Vabbè, chi siamo noi come al solito. Può essere vero, ma insomma, vabbè. Però allora o modifichiamo la legge, sì. E quindi modificando la legge si dice sì, un bambino anche se non è vaccinato può andare a scuola, ma se la legge c'è, la legge dello Stato, anche se è della Lorenzin che adesso non c'è più, eccetera, 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 però se non sei vaccinato non puoi andare a scuola. È cosa buona e giusta? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però forse che qua ci vorrebbe un ente che guarda e controlla se le cose sono fatte appunto per la salute della popolazione o per favorire i big pharma, ma chi siamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che 7.000 bambini non possono andare a scuola, questo qua probabilmente ai bambini dispiacerà. È un problema che naturalmente ce lo siamo portati fino all'inizio delle scuole e naturalmente non l'abbiamo risolto. Noi siamo postdatati, come una volta si facevano gli assegni postdatati, adesso c'è rimasto nel cervello il postdatato. Vabbè. Allora, esaurito anche questo. Purtroppo esaurito, mi dispiace per i bambini che magari arriveranno a scuola e il personale ATA oppure le maestre saranno costrette a mandare indietro, e penso che per un bambino che ha 6-7 anni o 5-6 anni è un'umiliazione che se la porterà tutta la vita. Vabbè, questo sicuramente sì. Allora, tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Allora, ultimo, ma non ultimo, non per questo, come diciamo sempre, meno importante, parliamo di Laura Negri in Cina. Laura Negri, intanto, chi è? Diciamolo. 29 anni, laureata in lingue per la cooperazione internazionale con un master in economia del turismo all'Università Bocconi. Ha lavorato nel 2018 in Commissione Europea di Bruxelles nel Dipartimento Turismo sul progetto di promozione dei flussi turistici Europa-Cina e attualmente svolge uno stage come assistente alla comunicazione presso l'ente parco del Delta del Po. Laura Negri, delegata del Delta al primo forum mondiale, che ricordiamo, dei giovani delle riserve della biosfera MAB UNESCO, che si è tenuto nel 2017, ha il compito di rappresentare il territorio e i giovani della biosfera al secondo forum dei giovani MAB, che si terrà il 15 e il 18 settembre nella riserva di biosfera in Cina. Brava Laura, volevamo celebrarti. Ecco. Faccio un pochino una polemica?
Ma c'è bisogno di fare una polemica? No. Allora, innanzitutto a Laura Negri facciamo tutti i Vogliamo complimenti. puntualizzare una cosa, chiamiamola. Ecco, io dico che avrei una polemica. Allora, questa ragazza qua, 29 anni, laureata in lingue, master in economia all'Università Bocconi, ha lavorato come missionario europea in Bruxelles e fa uno stage come assistente attualmente alla comunicazione presso l'ente Parco del Delta del Po. Dopo, non lamentatevi che i ragazzi se ne vanno via. Caspita, questo qua c'è un curriculum che se vai all'estero sei ultra ricercata e noi gli facciamo fare lo stage. Questo qua è una parentesi. È una parentesi, questo qua mi fa veramente molto arrabbiare. Vabbè. Comunque brava Laura Negri. Brava. Va bene, chapeau da parte di tutti noi di Made in Polesine. Allora, abbiamo così esaurito i nostri argomenti di oggi. Noi a questo punto ci assentiamo per un brevissimo spazio, ma torniamo subito per i saluti finali. In conclusione di appuntamento anche quest'oggi, prima però di salutarvi, volevamo fare un po' il punto della situazione di questa prima serie di appuntamenti, appunto compagno di scuola, che è andata in onda già la prima l'avevamo un po' vista tutti quanti su Made in Polesine, ma anche su Prima Free. Ecco, su Prima Free compagno di scuola, quindi è questo nuovo programma condotto dal nostro caro amico Leandro Maggi. Grazie Davide che me lo ricordi, giuro che non era in scaletta, ricordiamo però che viene fatto negli studi di Radio Diva, ecco. E quindi questo ringraziamo per l'ospitalità Davide e il suo staff. Che dire, compagno di scuola è ricordare quando si aveva 19 anni, abbiamo cominciato con Renzo Marangon, che è stato un politico importante. In teoria la prossima puntata sarà con Omar Barbierato, che l'ho appena chiamato, non mi risponde, quindi Omar se ci segui rispondi per favore. Rispondi. E poi ci sarà qualche altro sicuramente personaggio, è una cosa che piace, eccetera. Quindi grazie che ci avete ascoltato. Prima Free ha detto che dalla settimana prossima doveva andare in onda il mercoledì alle ore 21, però quindi vi daremo la certezza matematica. Ragazzi, in prima serate, prima 21, dai, insomma. Posso dire un'altra cosa? Dai, allora diciamo. Dico così, è una cosa simpatica perché mi vede anche un po' protagonista, che la presenterò io. C'è la festa del bastardino a San Giusto di Donada domenica. La festa di va bene, puoi venire anche tu. Qui siamo i due bastardi. Siamo due bastardi. Va bene, dai. Allora, abbiamo così concluso il nostro appuntamento di oggi. Naturalmente la prossima settimana saremo ancora qui su Diva FM, su Radio Calbero Vigo e su Made in Polesine Web TV. Quindi da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon proseguimento e il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Mi sono cercato le dita. Ciao. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.